Mi stavate aspettando, dice impariamo, e sai che non si fa sentire mai Maria, che sta succedendo? Beh, carissimi amici di Facebook, non sta succedendo niente, sicuramente stiamo organizzando qualcosa per voi che uscirà magari più avanti, però carissimi amici, tanto per cominciare voglio raccontarvi un'avventura che mi è capitata stamattina al comune di Messina e già mi sembra di aver detto tutto. Si è presentato un signore che ha chiesto il trasferimento dal comune di Torino al comune di Messina. Sto poveretto è messinese, per motivi di salute ha chiesto il trasferimento qua a Messina. Questo trasferimento gli è stato accettato. Basta, stamattina sto poveretto, io con tanta di educazione, c'era l'impiegato comunale di Messina. Quando l'ha visto gli ha detto prego mi dica, dice guardi, dice io dovrei presentare dei documenti, sono il collega che ha fatto il trasferimento dal comune di Torino al comune di Messina e dovrei prendere servizio. Un collega di Messina ci pigliava i documenti, ci controllava, ci attendo un attimo che ci vado a parlare, dice, con il direttore. Ah no, il direttore giustamente gli ha detto sì, possiamo, dice, farlo, metterlo in servizio perché la documentazione è tutta a posto, perfetto. L'impiegato del comune di Messina ritorna al suo posto, chiama il collega, dice senta signor collega, dice per noi, dice, è tutto a posto, lei domani mattina alle ore 8 può venire e assumere servizio. Ma questo povero veramente guardava perché gli voleva dire qualcosa. L'impiegato comunale di Messina lo ha visto e dice ma vedeva che c'era qualcosa di strano. Basta una volta l'impiegato di Torino dice senta, dice carissimo collega, dice posso darle, dice, del tuo? Dice sì, dice non si preoccupi, diamoci del tuo, domani mattina lei viene qua a prendere servizio. Dice senta, dice, io, dice, ti devo dire, dice, una cosa, però dice che non lo sappia nessuno. Dice giustamente ci dice mi dica, sai io, dice, avrei, dice, un problema. Dice qual è il tuo problema? Dice un problema grosso che non si può risolvere. No, dice io purtroppo, dice, sono stato operato agli organi genitali. Dice giustamente lo stavo, poveretto, mamma mia. Beh, dice qual è, dice, un problema? Dice non si preoccupi, dice, lei, dice, me l'ha detto a me, nessuno saprà niente. Lei domani mattina viene a casa, si fa il suo servizio e tutto andrà in ordine. Lei domani mattina alle ore 10 deve essere qua a prendere servizio. Un collegatore ne si come, dice, devo venire alle 10. Se lei dice poc'anzi mi ha detto di essere qua alle 8, ma caro signore, qua siamo comune di Messina, dalle 8 alle 10, in realtà mi pare, lei che cazzo viene a fare? Ok, amici, beh, adesso vorrei toccare un argomento un po' particolare. Parliamo delle prime comunioni. Prima comunione, prima e l'ultima, perché oggi si usa fare così. Anticamente mi ricordo nell'anno in cui sei nato un pariapo, punto 68, va bene? Giustamente le nascite erano tante, da una famiglia sì e no, 4-5 figli massimo. Infatti qualcuno diceva madre povera, dice 2 figli sulle appono, come a dire, i potevano fare una su 2 3, per dire oggi ne facciamo uno e assai. Comunque una volta quando c'erano le prime comunioni, credetemi, 2 settimane prima già si parlava di come fare sta festa, già cominciavamo a spostare l'armadio, i lettini perché avevamo a punzare a tavola da quanto gente veniva invitata in queste prime comunioni, perché c'erano i cugini, i zii, i compari, i nonni, i suoi, c'era di tutto, era una grandissima festa. Giustamente un marito che mi chiese se stavo dicendo che dici, domani dice che facciamo, dice mangiare per sta prima comunione, facciamo, dice, un poco di pasta, c'è un tozzuco e ci mettiamo qualche scocci di poco, perché se non si mettevano i scocci di poco un tozzuco non era festa, non era pasta un tozzuco, perché i scocci di poco ci buttavano, bruciavano, che era una fine del mondo. Poi giustamente si pensava per il secondo, no? Braciole, sosizia, cotoletti, poi magari si mettevano una bella papata di cozza, si facevano tutto questo misto. Oggi quando si va al ristorante chi ci domanda che cosa fate, carne o pesce? Ah, uno, vanno mai una volta e che ce la sbarbutavano? Il ben di Dio, e acqua, vino non è che c'erano i bottighetti che oggi abbiamo il plic nei cartoni, allora si mettevano i belli damigiani, i cicurino sul tavolo, i cristiani bevevano e c'era qualcosa dell'altro mondo, Oggi queste prime comunioni, la prima e l'ultima, perché una volta noi quando si faceva la prima comunione, credetemi, non vedevamo l'ora che veniva la seconda domenica quando noi mettevamo tutti in fila, eravamo almeno una sessantina, perché i quanti erano, eravamo quella già. Oggi comune, si fanno la prima comunione, all'indomani ciao dove ciao, io sono scontro una cara, si parla, ci parla figli e Spirito Santo. Va bene, perché oggi giustamente le mamme di oggi cosa fanno?
Se non hanno tutto il ristorante, e secondo dia io non fidi cristiani a casa, poi se non vanno e mi resta tutto cosa mia. Ma che siete pacci? Ecco, una volta invece non era così. Le mamme appena tornavano da messa sull'uomo di roba di festa, si mettevano di belle fantali, cominciavano a pigliare di belle piatti pasta e c'era una grande festa, c'era una grande festa. Perciò carissimi amici, la prima comunione deve essere qualcosa di bello. Non bisogna fare la prima e l'ultima. I figli la ma buttare da una nuova chiesa. Non dobbiamo fargli dimenticare questo momento bello, che è un bel momento. Basta, carissimi amici, io come sempre chiudo qui. Vi auguro tanta felicità e vi auguro una buona estate. Vi raccomando, quando andate a mare non vi mettete troppo sole, perché pigliate già troppo sole in testa, già non si ragiona più, da perché sulle povere in destra non si ragiona più. Basta, vi lascio, un in bocca al lupo, buona estate e aspettate a Mpariabugu che prossimamente ci saranno delle novità. Ciao da Mpariabugu, un cabarettista. Ciao ciao!